Ci sentiamo veramente onorati di essere qui oggi a ricevere questa onorificenza e se siamo qua oggi è perché la nostra storia personale si è intrecciata con una grande storia trevigiana che è quella di Antenna 3. Treviso ha assegnato il Totila d'Oro alla famiglia Giannakopoulos, editrice di Antenna 3, che con Rete Veneta, Telenord-Est e Tele4 Trieste compongono il gruppo Media Nord-Est. La massima onorificenza del capoluogo della Marca conferita oggi dal sindaco nella splendida cornice del complesso di Santa Caterina con questa motivazione. La città di Treviso conferisce il Totila d'Oro quale riconoscimento per gli importanti risultati e il successo ottenuto con coraggio e lungimiranza, operando a servizio dei cittadini come voce della realtà veneta per offrire un panorama informativo qualificato unitamente a programmi di approfondimento, valorizzazione e recupero delle tradizioni locali. Non un premio, ma da oggi un vincolo indelebile tra i trevigiani e la loro televisione, ma anche un segno di riconoscenza verso chi ha dato continuità al servizio di informazione che Antenna 3 garantisce da 40 anni. E proprio questa vicinanza quotidiana alla gente, alle persone, ha fatto sì che Antenna 3 sia così radicata, così importante, così punto di riferimento di una comunità. E quindi oggi è doveroso. Io ho 42 anni e mi trovo adesso a rappresentare un emittente che ha 40 anni di storia, quindi capite bene che io sono soltanto l'ultima staffetta che porta il testimone. 40 anni rivissuti nel corso della cerimonia con volti e immagini d'epoca, fino ad arrivare al quotidiano, garantendo come per il disastro ambientale del Bellunese sempre verità nelle notizie. Abbiamo dovuto far fronte a un ulteriore problema, oltre al vento, la pioggia e i danni, che erano le fake news, e quindi grazie proprio a Antenna 3 abbiamo potuto mettere a tacere tutte quelle false notizie che circolavano, ma soprattutto i cittadini, anche quelli colpiti dal disastro, hanno potuto sapere in tempo reale quali erano i movimenti dei soccorritori e qual era lo stato attuale dei fatti. Un legame tra emittente e territorio che continuerà. A questo punto qual è l'impegno che posso prendere in maniera ufficiale qua davanti a voi oggi, moralmente davanti a Treviso, alla provincia, al Veneto, è che Antenna 3 starà sempre dalla parte dei cittadini, continuerà questa storia di informazione, di comunità.